George, cosa è successo? Fate scoppiare una bomba? Cosa? Li ho visti un giorno al centro commerciale. Ho pensato, accidenti come starebbero bene quelle belle orecchie. Le ho prese, ho pensato, quando un giorno Erin dirà o farà qualcosa di carino, gli farò una sorpresa. Sai quanto tempo fa è stato? 6 mesi fa. Scusa. Perché, Erin, sto pensando che o trovi un altro lavoro o trovi un altro uomo. Perché, insomma, ci saranno tanti uomini in giro a cui non dispiace fare la cameriera e non ricevere niente in cambio. Ma io non sono come loro. Mi dispiace. Ma io non posso lasciare il mio lavoro, George. Sì che puoi. Puoi lasciarlo, lo fanno tutti, continuamente. Ma come puoi chiedermi una cosa del genere? Questo lavoro per me... Se entro a Link in una stanza, tutti si zittiscono per sentire cosa da dire. Lo capisci? Non è mai capitato. E a quella a cui stanno rinunciando i tuoi figli? Sto facendo più adesso per i miei figli di quando stavo con i miei. Lo capiranno. E a me non ci pensi? Come dovrei pensarci? Pensi che gli uomini che mi hanno dato quei figli ci hanno pensato prima di lasciarmi? Ho basato tutta la mia vita sui desideri degli uomini, tutta. Non voglio farlo ancora. Io non sono loro, quindi non lo so. Cos'altro devo fare per dimostrartelo? Resta. Perché? In fondo, hai avuto un aumento. Puoi prenderti una babysitter. Io non ti servo più.